Salve a tutti, aspettiamo un attimo che si collega qualcuno. Stiamo ascoltando questa compilation. Ovviamente a volume basso perché sennò ci bloccano. Ci parliamo pure sopra. Ciao Lorenzo, aspetto che si connette qualcuno perché dobbiamo fare un unboxing oggi, Eccoci qua. 1987 CBS. Questa è una compilation dei tempi che furono. Benvenuti, vedo già due persone connesse. Ecco, vi faccio leggere un po' quello che c'è su questa compilation, ma non è... Sto aspettando giusto che si connette qualcuno. Alziamo leggermente di più. Ecco, questo è lo stereo. Ciao, ciao Marino, ciao Claudio. Sto facendo un unboxing di un disco, anzi un paio di dischi che ho comprato su Amazon durante il Vinyl Day. Sabato è stata la giornata mondiale del vinile e quindi sono stati applicati degli sconti sui vinili. Un po' tutti i negozi, anche MediaWorld faceva delle offerte sui vinili. Ok, come tutti sanno, io ho ancora questa grande passione per i vinili. Io oggi ho visto pure una trasmissione su Sky Arte, ero dai miei genitori, ho visto un bel documentario su Sky Arte che partendo dal grammofono è arrivato fino a Spotify, passando per i 78 giri ovviamente dei grammofoni, i jukebox, i 45 giri, i 33 giri long plane LP, le cassette audiocassette, i vari MD, il CD, spiegando come si è arrivato praticamente a quello che si ha oggi, al digitale, alla musica che non esiste più, cioè che uno acquista sì una cosa che non c'è, perché mentre quando uno comprava un CD, una cassetta, un vinile, tu c'avevi qualcosa in mano, siamo arrivati al punto che praticamente uno in mano non c'ha più niente, però la musica si sente uguale. Vabbè, non so chi si è collegato, magari qualcuno vedrà in differita questo video e non lo so. Io direi di procedere con l'unboxing. Se volete condividere la diretta. Ciao Dante, benvenuto, sto per fare un unboxing. Ok, bello questo simbolo con questo vinile rosso, Dante. In sottofondo adesso c'è Walk Like an Egyptian, preso da questa compilation qui, Ok, ciao Francesco, benvenuto, benvenuti, siete tre, io direi che posso procedere, attualmente siete tre, così non vi rubo troppo tempo, non faccio un video troppo lungo, sono le 7:40, eccolo, 41, ok, così vediamo che siamo sincronizzati. Ok, il pacco è qui, c'è anche il mio coltellino, mia moglie anche se siamo chiusi, si è dovuta andare ad anticipare un po' di lavoro di domani in pizzeria. Ok, il pacco è questo di Amazon Prime, io l'ho preso sabato e è arrivato stamattina. Ok, Amazon Prime. Ciao Deepak, sono pronto, questo è il pacco che vado ad aprire. Ok? C'è anche Marina? Ci guarda anche Marina? Io vado, che tanto i pacchi di Amazon sono semplicissimi da aprire, Tac. Ok? Adesso facciamo così.
Come vedete i pacchi di Amazon sono facilissimi da aprire. Allora, guardo un attimo io se ci sono altri pacchi dentro, ci hanno messo, no, ci sono altri, cioè c'è un pacco solo dentro, eccolo qui. Ok. E questo pesa. Oh, bellissima questa canzone, aspettate. Pausa un attimo. Questo è il telecomando Technics. Giusto qualche nota, perché qui Facebook se no blocca. Qui ci stanno altri vinili, Scusate le inquadrature. Suonano tutte e due, sia queste RCF che le Technics. Bellissima questa canzone, ma noi continuiamo l'unboxing di questo. Allora, questo è il coperchio del giradischi. Io intanto chiudo qua e mi poggio qua. Purtroppo quando uno sta completamente da solo a fare queste cose, meno male che quelli di Amazon ci pensano. Allora, ci saranno tutti e due i vinili che ho comprato sabato o ce ne sarà solo uno? Non lo sappiamo. Vado, apro. Forse devo abbassare un po' il volume. Troppo alto. Qui fa un macello. Questo è il mio saloncino. Ok. Vado. Apro. -3, -2, -1. Ok. Mi sa che ce n'è solo uno. L'altro arriverà domani. Però era quello che volevo proprio io. Allora, spizzo solo un pochettino, ecco, così già non si capisce o si capisce. E vi faccio vedere che io già ho fatto, ce ne avevo già alcuni, dietro questa copertina, messo così. Questa è tutta la collezione. Qui purtroppo c'è tanta roba appoggiata sopra, perché qui a casa mia, come c'è una superficie orizzontale, ci si poggia roba sopra. Comunque è pure roba mia, perché la ciabatta è mia. Vabbè, un dischetto da 3 pollici e mezzo, cioè qui veramente c'è di tutto. Una spina che devo rimettere al muro. Questa invece non va proprio qua, poi la metterò via, anzi così me la ricordo, la metto in mezzo così mi ricordo di risistemarla. Questo è il cellulare di mia figlia. Vabbè, amici cucciolotti, televidi. Ma qui ci sono tutti i vinili di questo gruppo qui. Ok? Ciao Francesco. Allora, benvenuto Terranova, Francis DJ. Qui, come vi dicevo, io ho tutta la collezione dei Queen. Ok? Finiamo l'unboxing mentre ci sentiamo questa bellissima canzone. Finiamo l'unboxing. Oh, io ne ho comprati 2 di dischi, ma uno è arrivato oggi e l'altro arriverà domani. Ed è questo. Beh, il film ha avuto un grande successo. Io confesso che lo devo ancora vedere, però io questo l'ho visto nei negozi. Ho detto prima o poi me lo compro, però purtroppo costava una tombola, perché questo è un doppio vinile. Vediamoci bene quello che c'è. Ciao Francesco, questi sono i Queen. Come vedete a me piace proprio tutta la musica. Quindi disco 1 lato 2, disco 2 lato 1, quindi lato 3. E poi questo è il lato 4, ovvero disco 2 lato B.
Ok, quella che sentite in sottofondo è musica anni 80. Vi faccio leggere bene quello che dice qui dietro. Questo è il codice a barre, queenonline.com, e questo è del 2018, come vedete, prodotto e copyright nel 2018 dai Queen. E infatti, come vedete, un'authorized reproduction, copying, hearing, lending, public performance or broadcasting of the work prohibited. Quindi purtroppo tutti i vinili che noi compriamo con tanto di questo bellissimo bollino, che non so se si legge, SIAE scritto in tutte le salse, questo bollino ci autorizza solo a sentirlo in casa, ok? Con amici e parenti, destinato alla vendita a noleggio vietato, ok? Però non ci permette di fare le dirette, perché qui nelle scritte piccoline, se riesce a mettere a fuoco il mio cocciofano, no, vabbè, comunque prima era a fuoco, vedete c'è scritto broadcasting of the work prohibited, quindi non possiamo fare le dirette con questi vinili. Ci siamo? Quindi questi in teoria li dovremmo sentire noi. Quello che però io mi batto da tanto tempo per far capire alle major è che se uno ha una trentina di spettatori si può quasi considerare una festa privata. Poi diciamo, allargando di più la visuale, datosi che Facebook è un sistema mondiale, a questo punto diventa, se uno vuole fare una percentuale, se uno dice vabbè, io ho 100 spettatori ma a livello mondiale sono lo 0% di quelli registrati a Facebook, e quindi secondo me si può quasi considerare un ascolto privato. Però questo c'è una diatriba dietro che non finisce mai. Comunque, quello che stanno facendo quelli di Facebook è che vogliono introdurre la pubblicità all'interno delle dirette, in modo non solo da non fare il mute dopo, quando uno ha fatto una diretta e dice non mi hanno bloccato, però poi te mutano la gran parte dei brani che tu hai messo, e quindi quella diretta non c'ha più significato di esistere, perché si vedrebbe solo uno che mixa dei dischi muto, quindi non vale più neanche la pena farle, e neanche ti bloccherebbero più, perché comparirebbe in sovraimpressione una pubblicità che uno può cliccare o non cliccare. Se ci clicchi ti riporta alla pagina dell'autore della canzone o dove poterla acquistare. Se non la clicchi rimane lì con scritto questo brano è copyright di bla bla e può essere acquistato qui. Basta, questa scritta che non dovrebbe essere neanche invasiva, come durante le partite vi compare la scritta comprate Coca-Cola, comprate quello che vi pare, la pubblicità della Ferrarelle, di qualunque cosa compare. E quindi secondo me può essere un ottimo modo per gestire i copyright, ok? Io durante i miei unboxing, ormai mi conoscete, cerco di darvi anche dei consigli, delle dritte, di parlare del più e del meno riguardo alla musica, ai vinili, al broadcasting. Ecco, come vedete questo è il mio PC, non sono riuscito a fare, questa è un'immagine ferma, io c'avevo qui, stavo configurando OBS, ma purtroppo il programma del computer non mi permette di catturare l'audio che viene dal telefonino. Io uso i telefonini come webcam e purtroppo non mi permetteva assolutamente, cioè l'audio dal telefonino veniva catturato, ma dal programma del PC no. Ci devo lavorare per farlo funzionare poi, perché il piatto è bello sì, Technics Quartz System Direct Drive e il 1210 M5G. Questo ovviamente c'ha la doppia scala luminosa, ok, è l'unico, perché gli altri gli hanno messo un pulsante qui con scritto per 2 che raddoppia la scala, che è fino a 8, tra l'altro non è neanche luminosa.
questo è l'unico che ce l'ha luminosa, ma non è solo il piatto a essere bello qua, a me almeno, a me piace parecchio pure lo stereo. Tra l'altro questo l'ho fatto vedere più volte, questo è il Graphic Equalizer, è parametrico pure questo, della Kenwood, anche se lo stereo è tutto Technics, come vedete l'ho fatto vedere più volte. Technics, qua non si legge, questa è la radio, questo è l'amplificatore e quello sotto il CD, tutto Technics, ma diciamo l'equalizzatore di quello stereo è questo qui, che adesso lo devo rimontare, quello era provvisoriamente messo lì. Questo è un Sound Processor SH E85, questo addirittura c'ha i riverberi, l'eco, questo tutto digitale già dell'epoca, comunque, però pure questo non è male, aspettate che vi levo. Allora, c'è ancora qualche brano, perché se io vi faccio vedere qua, anzi mettiamolo qua l'equalizzatore è, come vedete qua, parametrico o grafico. Ecco, each time you break your heart. Qui ci stanno wide, narrow, tutti gli effetti, vedete? Effetti. Questo pure era un bellissimo equalizzatore per l'epoca, anzi, adesso vi faccio vedere, se io premo il pulsante demo, questo è spettacolare, ci fa vedere un demo grafico dell'equalizzatore grafico. Poi la parte parametrica, ciao Cristina. È tutto in tempo reale, Ecco, una cosa che praticamente io in teoria sarei quasi contro, ma oramai al giorno d'oggi non se ne può fare a meno, è che questo equalizzatore è totalmente digitale, mentre giù c'ho anche quelli là totalmente analogici con le levette, ok? Questo lavora totalmente in digitale, come del resto quell'altro Technics che vi ho fatto vedere. Questo che state vedendo in funzione è fine anni 90, questo Kenwood. Quell'altro è seconda metà anni 90, 96-97. Manual. Questi all'epoca quando uscirono ci volevano veramente più di qualche milioncino di lire per comprarli sti cosi, perché era roba, diciamo, per veri amatori, e costava, ok? iLink permetteva di connetterlo al suo amplificatore dedicato della Kenwood, serie perla nera, e l'amplificatore gli mandava dei segnali per autoconfigurarsi, capito? E quindi qui tra l'altro lampeggiano pure, vedete? Quindi qui quando diceva sampling, l'amplificatore tramite un cavetto apposito mandava un segnale particolare a questo equalizzatore per farlo configurare in automatico. Vedete che poi in base allo 0 lui si configurava automaticamente. E questo è il focus, lampeggia quest'altro tastino qui. Scusate se non mette a fuoco il cellulare, vedete? Sampling, lui prendeva qualche secondo di canzone del brano che uno stava ascoltando e configurava in modalità ottimale l'equalizzatore. Demo ended.
Ok, e sulle note Each Time You Break My Heart, se mi riesco a alzare, bellissimo. Dopo ce ne sta pure un'altra bella. Aspettate, non so. Each Time You Break My Heart, ok. Sentiamo quella dopo, dovreste conoscere. Questa era tutta bella sta compilation, meravigliosa proprio. Eh sì, sono loro. Frankie Goes to Hollywood. Non penso che Facebook mi possa bloccare adesso, tanto si sentiranno schifo, quindi... Questi sono i Frankie Goes to Hollywood, grandissimi. Warriors! Non so se si sente, perché il microfono sta da quest'altra parte. Purtroppo Facebook, una volta che ha iniziato la diretta orizzontale, te la fa tenere orizzontale, non ci sono santi. Se la cominci verticale, te la fa tenere verticale. Cioè, è incredibile. Alla 8 ci stanno pure gli Spandau Ballet. Sentite, bellissimo. Oggi c'è DJ Stress, mi raccomando, seguiamo tutti Giovanni Passoni in diretta dalla sua cameretta del tempo. Ok? E io quando sarò pronto, che avrò preparato i miei 1210 MK2, questo rimarrà sempre qua insieme a questo impianto. Anzi, oggi stesso levo quell'equalizzatore Kenwood perché mi stona. E tra l'altro mi costringe a dover attaccare una presa in più lì, perché questi sono tutti passanti. Col telecomando accendo e spengo tutto lo stereo. Ciao Raffaele, benvenuto. Ho fatto un unboxing, vi faccio rivedere quello che abbiamo sballato insieme. Eccoci qua, Bohemian Rhapsody, i Queen, presi dal film. Questa è la colonna sonora dal film. L'altro altoparlante, ovviamente il canale destro sta qui, Vi faccio vedere, qui c'è tutta la credenza, lì c'ho l'angolino mio del computer e qui c'è lo stereo e c'è l'altra cassa, così stanno abbastanza lontane. Poi c'ho pure il kit 5.1 fatto con le casse del PC perché lo uso mai. Lì mi sono scordato di rimettere a posto sto disco. Ai 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 ai. Devo mettere a posto questo disco. Qui è un pieno di vinili da tutte le parti. Abbassiamo un po', perché sì, i Frankie Goes to Hollywood, bella musica, però qui sotto ci stanno altri vinili, vedete? Poi a me piacciono tanti i Pitcher, Alex Britti, Madonna, questo l'ho pubblicato l'altra volta. Questo ne sono gelosissimo perché sono un fan di Savage. Questo è un Pitcher di Savage. E poi c'è questo qui che l'ho comprato 2 settimane fa. Eccolo qui, questo è un pitcher, doppio pitcher di Michael Jackson. A me non lo so perché, ma sti vinili mi piacciono proprio tanto, non c'è niente da fare. Va bene ragazzi, per chi è rimasto, per chi non c'è, buona serata e ci vediamo presto, ci incontreremo sicuramente alla diretta di Giovanni Passoni. Continuate a seguire la domenica, i pezzi da 90 iniziano verso le 9:30, 10 meno un quarto, e
fanno la loro bellissima diretta, e seguite pure tutti gli altri DJ che si alternano dietro a 2 giradischi o anche con la console, non è importante, l'importante è far sentire la musica. Quello che dico sempre, facciamo sentire la musica. Io per esempio attualmente, non avendo la possibilità con tutti i mixer che ho, perché feci pure un unboxing, c'ho altri 2 mixer che mi sono arrivati, tra l'altro perfettamente funzionanti, ringrazio il signore che me l'ha gentilmente dati, insomma, c'ho mixer, giradischi e tutto, non c'ho lo spazio dove mettermi, e quindi quando ci avrò lo spazio magari mi faccio qualche mix anch'io. E per adesso io metto la musica non mixata, faccio sentire un po' di brani, diciamo in tutta la loro interezza, perché anche questo secondo me ha dell'importante, cioè conoscere il brano intero, come finisce e come inizia. Diciamo è importante, perché i DJ ovviamente cercano di usare l'extended version facendo diventare, diciamo, più brevi, perché hanno i punti d'ingresso e i punti d'uscita. Però è bello proprio sentire anche un extended version, tutta la parte iniziale, tutta la parte finale, per capire appunto come era strutturato proprio un brano nella sua interezza. Comunque ognuno la pensa, diciamo, come può, si diverte con la musica come può. Dicendo buona musica a tutti, un saluto da Reni J da Roma.